6 ragazzini tra i 15 e i 17 anni e altri 2 appena maggiorenni sono stati denunciati dopo aver tentato di rapinare un coetaneo nei pressi di un centro commerciale in via Romana Aponense a Padova. La vittima ha raccontato che mentre si trovava in sella alla sua bicicletta è stato circondato da un gruppo di 8 giovani. Uno di loro avrebbe iniziato a fargli domande sulla collana d'oro che indossava, avvicinandosi sempre di più, e un altro avrebbe intentato di strappargli dal collo la collana. La vittima, approfittando di un momento favorevole, è riuscita a scappare di corsa verso una zona più illuminata, dove ha poi chiamato il 113. In pochi minuti sul posto sono arrivate 3 volanti della polizia che, sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima, hanno individuato e denunciato i giovani per tentata rapina in concorso. Una situazione che qui, specie nel fine settimana, con i negozi e gli uffici chiusi, si ripete spesso, come raccontano i residenti. Non so se tutti questi ragazzi facciano parte del quartiere. Comunque da molto tempo a questa parte ci sono dei gruppi di ragazzini che padroneggiano ovunque, creano problemi, disturbano la quiete, spaccano un po' tutto quello che è d'intorno. Uno dei minorenni inoltre era stato già destinatario di numerose segnalazioni all'autorità giudiziaria, un altro è risultato essere già noto alle forze dell'ordine per rapina e resistenza pubblico ufficiale. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto nei confronti dei due la misura di prevenzione del DACUR con divieto di avvicinarsi a quell'area per 3 anni. I residenti fanno il possibile con un controllo di vicinato, quando qualcuno vede situazioni critiche, scrive agli altri cittadini e si avvisano le forze dell'ordine. Segnaliamo, diciamo, un po' tutti i casi che ci sono quando vediamo gruppetti, persone in auto sospette, questo viene subito pubblicato e costantemente e sempre ci sono queste segnalazioni. E dopo bisogna avvisare le forze dell'ordine, questo bisogna farlo senz'altro come viene sempre fatto alla fin fine.